Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio da Tortolì, perché fra pochi istanti inizia la 13ª giornata del campionato di promozione Girone B ed è una gran partita, quella tra la squadra di casa del Tortolì Calcio contro il Barisardo. Ha una difesa, quella del Barisardo, che ha 26 gol fatti e 11 subiti, e si parte. La squadra ospite, palla sul secondo palo, il cross è in mezzo, pallone che resta lì e c'è il gol del vantaggio del Barisardo con Carlander sotto misura, il gol dell'1-0. Buona difesa della sfera, poi la sovrapposizione con il cross in mezzo, c'è l'intervento provvidenziale di Murru, sempre sulla destra, in mezzo profondo, la sponda, poi il tentativo di tiro e la palla che finisce in rete, il gol con il tiro da fuori area, la buona giocata, trovato l'angolino e il Tortolì fa 1-1. Dal Tortolì che si distende ancora con Bonicelli, pallone sul destro, tiro dalla distanza, blocca senza problemi, questa volta Dumbuya, va via Boi, grande giocata, mette il pallone in mezzo dall'altra parte, buona l'idea, contropiede con il pallone che arriva su Mugianu, si deve allargare però il numero 7 che mette il pallone in mezzo. Mugianu, attenzione, il lancio perfetto su Ziani, la chiusura di Orru, pallone in mezzo con il tiro e la palla in rete, la doppietta di Carlander, grande azione di Ziani, palla tagliata in mezzo, Carlander fa 2-1. Bilal Ziani e invece il tiro a girare con il pallone che sibila sulla traversa, a posizionarsi la parte alta dell'area di rigore, i suoi compagni, palla con Mello in mezzo al capo con il tiro di destro che finisce fuori, una posizione davvero importante. Adesso Serra la mette giù, prova con il tiro e la palla che esce fuori, doppio squillo, doppio tentativo del Tortolì, sbaglia però Orru. Eccolo Ziani ancora a recuperare il pallone, l'1-2, poi Carlander, tripletta per lui, ancora una volta l'asse Ziani Carlander ed è 3-1. Boi mette giù il pallone che arriva per Bonicelli, il tiro e la palla in rete! Si riapre l'incontro, diagonale perfetto del numero 9 ed è 3-2. Loi per Bonicelli che prova ancora con il tiro, la parata provvidenziale di Dumbuya, pallone tagliato con il colpo sotto porta, pallone che esce fuori di un soffio, l'arbitro al fischietto in bocca e adesso decreta la fine delle ostilità. Finisce a Tortolì con la vittoria del Barisardo per 3-2. La squadra ospite, vice capolista, si prende i 3 punti per il Tortolì. L'azione è rimandata alla prossima giornata di campionato.